ora in onda Potere al Popolo. Si torna in diretta da studio, scoppiettante mattinata di informazione con Sammy Varin e Radio Libertà. A quest'ora, ormai lo sapete, ci colleghiamo con il Parlamento. Qui Parlamento. E restiamo sulla notizia che da un po' di settimane circola su alcuni quotidiani e che va spiegata, perché non tutti la sanno spiegare, non tutti effettivamente la conoscono, e molti parlano e straparlano, ma moltissimi addirittura non ne parlano. Prima di tutto fatemelo salutare e augurargli buon anno al senatore della Lega Gianluca Cantalamessa. Ciao! Ciao Sammy, un saluto a chi ci segue da casa e buon anno a voi. Grazie, e siamo qui proprio per spiegare di che cosa si tratta. Parliamo di dossieraggi. L'antimafia l'altro giorno ha parlato di un sistema preoccupante e pare che il bersaglio degli spioni fosse proprio la Lega. Un caso che diventa politico della giustizia per colpire un partito. Che cosa è successo, Gianluca? Come spiegarlo all'ascoltatore tipo che magari non ha tempo e voglia di entrare su determinate pagine dei quotidiani? Gianluca. Allora, la Procura Nazionale Antimafia è la procura che ha la competenza, chiaramente lo dice stesso il termine, per l'antimafia. Dal 2019 al 2022, nel 2019 la Lega era il primo partito, aveva il 34%, ci sono stati 230.000 accessi abusivi in Procura Nazionale Antimafia, cioè hanno scaricato illegalmente 230.000 dati. Un finanziere Striano con la copertura di un magistrato Laudati, indagati, rinviati a giudizio. Questa è la tesi dell'accusa. E che cosa hanno fatto? Hanno spiato illecitamente molti politici di centrodestra, l'80% la Lega, con delle altre anomalie. Praticamente è stato fatto, chiedo scusa al bello della diretta, ecco no, avevo la linea che suonava. Allora, dicevo, oltre a fare gli accessi abusivi, è successo che praticamente hanno spiato su delle persone. E chi era il procuratore nazionale antimafia? Federico Cafiero De Rao, attuale deputato dei 5 Stelle. Nel fare questi accessi abusivi hanno avuto un rapporto con un giornale, Il Domani, e si è scoperto che erano stesso i giornalisti del Domani a chiedere a quelli della Procura Nazionale Antimafia di fare degli accessi abusivi su determinati politici, anche laddove non esistevano ipotesi di criminalità organizzate. C'è stato un dossier su Siri che non è mai stato, voglio dire, avvicinato alla criminalità organizzata, piuttosto che il tesoriere della Lega Alberto Di Ruba. E sono stati spiati illecitamente in un posto con i soldi dei contribuenti, quando in quel posto si sarebbe dovuto combattere la criminalità organizzata. Il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao ha sempre detto che nulla sapeva. Dalle indagini fatte in commissione antimafia invece abbiamo visto che chi sotto di lui ha portato a lui varie evidenze e che lui si è tenuto illecitamente o impropriamente, meglio dire, dei dossier sulla Lega che nulla avevano a che vedere con la criminalità organizzata. Perché? Qual era il suo scopo? E quindi voglio dire, aggiungiamo l'aggravante che come Commissione Antimafia abbiamo fatto un'indagine e un'inchiesta su questo. Nel frattempo Cafiero De Rao è diventato deputato ed è entrato in Commissione Antimafia. E l'assurdità è che lui, da commissario della Commissione Antimafia, ha avuto accesso agli archivi segretati della Commissione Antimafia che indagava sulla Procura Nazionale Antimafia quando lui era il procuratore.
Quindi lui, che era oggetto di indagine della commissione, ha preteso di rimanere in commissione avendo accesso all'archivio segretato di un'indagine che riguardava anche lui. Non so se sono riuscito a spiegarmi, spero di sì. Sì, sì. Senti, ma perché dobbiamo preoccuparci? È perché è un attacco alla democrazia. Perché se un istituto che dovrebbe essere il simbolo della legalità, della trasparenza, la Procura Nazionale Antimafia, decide in autonomia di dossierare illecitamente dei politici che sono rappresentanti del primo partito d'Italia, invece che preoccuparsi della procura, diciamo, dell'antimafia, abbiamo un problema, perché è un attacco ingiusto al primo partito d'Italia. Ed era la Lega, ma sarebbe stato altrettanto grave se fosse stato il PD, Forza Italia, Fratelli d'Italia o 5 Stelle. Chi sono questi apparati che hanno avuto interesse in qualche maniera ad attaccare il primo partito? Ricordiamoci che era lo stesso periodo nel quale l'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Luca Palamara, in un'intercettazione si evince che dice che Salvini andava attaccato anche se aveva ragione, e lo diceva un altro procuratore, ed era lo stesso periodo nel quale Matteo Salvini è stato indagato e rinviato a giudizio per sequestro di persona. Domanda: ma non è che c'è stato un attacco ingiusto, ingiustificato e per alcuni tratti illecito nei confronti del primo partito d'Italia? E se così dovesse essere, l'attacco non è alla Lega ma al sistema democratico del paese. Chiaro. Ci deve preoccupare e forse non gli diamo anche il giusto peso, perché non è semplice, tu l'hai raccontato perfettamente, ma non è semplice certo spiegarlo. Noi che ci viviamo in via Bellerio, e poi sentendoti parlare ci vengono anche tanti altri dubbi su tanti fatti Bravo. avvenuti, cose finite sul giornale, inchieste strampalate che non hanno portato assolutamente a nulla, ma che hanno, posso essere volgare, sputtanato esponenti della Lega e a volte spesso e volentieri importanti del centrodestra. Viene sempre il dubbio adesso. Allora, uno, diciamo che dopo il lavoro, innanzitutto la sostituzione del procuratore con il dottor Melillo al posto di Cafiero De Rao, sono stati messi degli alert perché non avvenisse più in Procura Nazionale Antimafia questo scarico abusivo di dati. Quindi, come posso dire, è come se in questo palazzo ci fosse stato qualcuno dall'interno che ha esfiltrato, alias rubato dei dati illecitamente, e che adesso abbiamo messo le porte di ferro, insomma, quindi su questo si è intervenuti. Però è preoccupante, uno, l'attacco che ha subito la Lega da un istituto comunque diciamo sempre della democrazia, perché se parliamo della Procura Nazionale Antimafia parliamo di un simbolo della democrazia, della sicurezza e della legalità del nostro paese. E ricordo prima che chi era procuratore nazionale antimafia poi è diventato commissario e ha potuto avere accesso a tutte le indagini che facevamo sulla Procura Nazionale Antimafia da commissario, e aveva accesso anche agli atti segretati, e ha il coraggio di dire che noi ne stiamo facendo un uso politico, perché il collega De Rao, l'onorevole De Rao, in questo periodo sta dicendo che noi stiamo usando politicamente questa cosa. Io trovo che veramente sia una cosa preoccupante, e questa cosa è successa, voglio dire, succedono anche negli altri paesi. Spiace perché, voglio dire, ci sono stati una serie di casi. C'è stato il procuratore di Milano Greco che disse illo tempore al procuratore De Rao: ma perché queste carte che nulla hanno a che vedere con la criminalità organizzata le tenete in Procura Nazionale Antimafia e non le restituite, voglio dire, a chi ve le ha mandate? E invece c'erano dei dossier della Lega che nulla avevano a che fare con la criminalità organizzata, che giacevano sulle scrivanie della Procura Nazionale Antimafia. Perché? E che poi finiscono sui giornali puntualmente, magicamente. Bravo, mi hai dato anche l'opportunità di dire un'altra cosa importante. Allora, che tra gli investigatori e i giornalisti ci sia un rapporto è normale e sano. Io, investigatore, faccio l'indagine e poi la passo al giornalista che la pubblica. È malato il rapporto stampa-investigazioni se i giornalisti di un'unica testata chiedono
agli investigatori di fare delle indagini, perché il rapporto è inverso, è l'investigatore che lo comunica al giornalista, non è il giornalista che lo chiede probabilmente per un uso politico all'investigatore di andare a investigare su determinate cose, quando poi si vede che dopo 4 anni nulla c'era della Lega con la criminalità organizzata. Sei stato chiarissimo, gli ascoltatori apprezzano e hai messo un altro petardino sul tavolo come se oggi fosse una giornata tranquilla. Grazie Gianluca Cantalamessa, senatore della Lega. Ciao. Grazie, ciao. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Mi lascia al largo, non so più nuotare, né crema né curare né veleno, succo di noi, ma per davvero. Quel pomeriggio alle 3 lo sai, un piercing dentro l'anima oramai, correva al buio e per vederti ho acceso me stesso bruciando sogni, sentivo conchiglia al cuore. Ora ascolto l'eco del tuo mare e sono ancora in riva a te in città. La sera t'annuncia, il buio ci abbraccia, in riva a te in città. Sei un sogno dal quale non mi so svegliare, in riva a te in città. M'hai firmato il cuore da 1 anno e 6 ore, in riva a te in città. I tuoi passi mia soundtrack, solo live e non playback. Il vento mi schiaffeggia tra i ricordi, le tue iniziali sulla pelle morti. Sei la più bella, una leggenda linfa, sei sangue musa, dolce ninfa. Un'altra nota che fa capolino, un nuovo inno di emozioni avvicino. Ma solo tu sei la mia gioia vera, i tuoi capelli, la mia bandiera e conchiglia al cuore. Ora ascolto l'eco del tuo mare e sono ancora in riva a te in città. La sera t'annuncia, il buio ci abbraccia, in riva a te in città. Sei un sogno dal quale non mi so svegliare, in riva a te in città. M'hai firmato il cuore da 1 anno e 6 ore, in riva a te in città. I tuoi passi via soundtrack, solo live e non private. Tu non tramonti su me, mi illumini nella notte, la notte mi scotta l'ombra di te. Sei il mio nirvana, sei il mio far west, yeah baby, you know it, you know it, you know it, you know it. E sono ancora in riva a te in città. La sera t'annuncia, il buio ci abbraccia, in riva a te in città. Sei un sogno dal quale non mi so svegliare, in riva a te in città. M'hai firmato il cuore da 1 anno e 6 ore, in riva a te in città. I tuoi passi mia soundtrack, solo live e non private.
Ci voleva, signori, Repetto per svegliare il nostro regista Simone questa mattina. Guardati, sei come nuovo. In riva a te, appena uscita, e anche oggi sui giornaloni, Mauro Repetto, il ritorno discografico del cofondatore degli 883, è rimasto sempre un po' all'ombra ultimamente. Ora è uscito un progetto ambizioso che unisce musica e teatro, dato che questo pezzo farà parte della colonna sonora dello spettacolo Ho trovato Spider-Woman, con Monica De Bonis nei panni di Spider-Woman. Anteprima nazionale questa sera al Teatro La Corte dei Miracoli di Melegnano, un pezzo, questo In riva a te di Mauro Repetto, coautore Daniele Piovani, Federico Arioli, Matteo Bonsanto, con un saluto particolare a Daniele Piovani, che inseriamo spesso nella programmazione di Radio Libertà perché lavora moltissimo con voi indipendenti. Il buon mattino rinnovato da Sammy Varin, proseguono i petardini esplodenti, non fanno male, ma fanno un po' di rumore, attenzione, quest'oggi è una mattina piena di rumori, di cose che accadono, di segnalazioni importanti da tenere presente. Poi, quando arriva Chiara Soldani, tenetevi fermi perché non si riesce a stare fermi. Chiara Soldani è qui, buongiorno. Ciao Sammy, ben trovato e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. E allora, vediamo un po' su cosa verti quest'oggi. Maranza, emergenza Maranza, il Ponte dei Leoni oltraggiato da questi figli del barcone, diciamo così per essere gentili. Siamo a Monza, ragazzi, ma per fortuna che c'è lo chef anti-Maranza. E qui, ragazzi, io mi inchino, qualche coraggioso ce lo abbiamo, lo chef anti-Maranza. Ma vediamo da dove parte, dove ci porta. Chiara Soldani, a te. Ti ringrazio Sammy. Diciamo che oltre alle maranzate, che purtroppo sono all'ordine del giorno, delle quali parleremo perché giustamente il governo interviene e speriamo che poi insomma anche nelle fasi di sentenze, perché questo ci riporta alla strettissima attualità, vengano poi rispettate le direttive e che le pene appunto siano esemplari, perché purtroppo parleremo anche di questo, dell'ingiustizia all'italiana anche quest'oggi, quindi direi che in questi nostri 10 minuti insieme del venerdì una mega sintesi di quello che è accaduto, tantissime cose, tanta cronaca anche questa settimana, potremmo raggruppare il tutto in tre macro argomenti, ovvero la legittima difesa, della quale si torna purtroppo a parlare sempre con queste numerose incursioni, aggressioni e rapine all'interno delle abitazioni, soprattutto nel nord Italia, ma non soltanto, le maranzate ovviamente che non mancano mai perché sono un po' come il prezzemolo in qualsiasi preparazione, bene o male te le ritrovi sempre da qualche parte. E poi, come dicevo appunto, le ingiustizie, Sammy, perché la giustizia italiana purtroppo lascia soprattutto noi cittadini sempre sgomenti di fronte a delle sentenze che davvero sono inammissibili, e il doppiopesismo poi, perché abbiamo sentito la sentenza, i soli 5 anni al bengalese che ha stuprato e messo incinta una bambina di 10 anni, episodio del quale abbiamo parlato, arriva la sentenza che ci indigna a dir poco, e poi però ci sono già le gogne mediatiche nei confronti della famiglia rivolta, nei confronti di Jonathan, che giustamente si è difeso, aggredito in maniera violenta da 3 uomini nella sua abitazione, e adesso chiaramente poi ci sono soliti La Repubblica eccetera, non soltanto, che cercano invece di designare lui come il killer, come colui che veramente si è macchiato del reato, quando in realtà si è semplicemente difeso. Ricordiamo l'articolo 52 del codice di procedura penale, quindi non è qualcosa di politico, semplicemente la legittima difesa esiste, regolamentata, diciamo così, disciplinata da questo articolo, e chi parla a sproposito magari dovrebbe dare anche un'occhiata anche solo semplicemente a questo articolo, perché è molto chiaro e molto eloquente per quanto riguarda appunto la legittima difesa. Riavvolgiamo il nastro, parliamo di quello che è accaduto anche a Monza giorni fa, ovvero la statua deturpata, il muso del leone deturpato con un petardo. Ovviamente anche in questo caso parliamo di Maranza e ritorniamo a parlare della proposta di legge da parte del governo
che contrasta fortemente la delinquenza e la violenza dei minori. Sappiamo bene che insomma i minori vengono sempre molto più tutelati anche quando delinquono, e in questo caso invece bisogna anche iniziare a far sentire un po' la propria voce, fare un pugno duro quando ci troviamo di fronte a dei fatti di cronaca così gravi. Ancora più grave quando si aggredisce una persona, e purtroppo Sammy lo sai che ogni venerdì ci troviamo a parlare di ragazzi aggrediti, presi a coltellate e quant'altro. In questo caso comunque è un atto vandalico chiaramente non giustificabile, e parliamo tra l'altro di ragazzi che erano già stati segnalati, quindi ottimo il lavoro della Digos di Monza e della polizia locale. E parliamo appunto di ragazzini tutti minorenni che erano già noti alle forze dell'ordine. Insomma, in buona sostanza la proposta del governo implica e prevede un contrasto ai reati minorili, come abbiamo detto, con un inasprimento delle pene, e anche in questo caso direi che sia una novità delle sanzioni anche per i genitori dei minori che delinquono, e questo credo sia molto importante, perché non solo parliamo di giustizia e appunto di pene esemplari, ma anche di una prevenzione educativa e di una sfida educativa veramente fondamentale, perché direi a questo punto che non solo questa emulazione dei giovani violenti, ma insomma anche le responsabilità delle famiglie che devono controllare e devono adempiere al proprio ruolo appunto educativo. Per quanto riguarda invece altri episodi, ricordiamo l'accoltellamento del 57enne alla stazione Termini. Anche in questo caso mala giustizia, nel senso che sono stati poi fermati i 4 aggressori, un tunisino 20enne, un egiziano 18enne, un 20enne, un 21enne, anche loro irregolari sul territorio italiano. Questo chiaramente non fa neanche più notizia, tutti con precedenti penali molto gravi. L'uomo praticamente ridotto in fin di vita, grazie a Dio vivo lo è ancora, ma insomma aggredito in maniera estremamente violenta. Insomma, sono stati fermati e rilasciati subito, quelli nuovamente a piede libero, per cui è chiaro che poi alla fine ci troviamo sempre a commentare queste scelte, e soprattutto l'operato e il lavoro sempre esemplare delle forze dell'ordine, che viene vanificato poi da questo iter giudiziario, diciamo così, e da questo modus operandi che ci lascia sempre interdetti. E poi ricordiamo anche l'aggressione gravissima al rider sempre in zona Termini da 2 tunisini senza fissa dimora. Poi c'è lo chef Natale Giunta, che oltre ad essere molto noto chiaramente per le sue doti, perché è uno chef rinomato a livello nazionale, è anche noto per la sua battaglia alla mafia, perché lui non si è mai piegato alla mafia appunto, e non ha mai pagato il pizzo, quindi già è sicuramente un personaggio verso il quale va tutto il nostro plauso, perché è estremamente coraggioso, e non soltanto adesso sposa questa battaglia anti-Maranza. Infatti è un cartello molto eloquente fuori dal suo bellissimo ristorante di Palermo, il ristorante CTC, dice: io non posso entrare, con tanto di immagine che chiaramente insomma nell'intenzione richiama un po' il Maranza, quindi barba incolta, occhialone da sole. Chiaramente c'è stata poi, Sammy, puoi immaginare, tutta una polemica social, discriminazione e quant'altro. Lui dice: ovviamente io non ce l'ho con chi porta la barba lunga. È chiaro, uno può avere la barba lunghissima, gli occhiali da sole, non essere assolutamente un Maranza, ci mancherebbe altro. Lui giustamente se la prende con chi delinque, con chi crea disordine, violenza, con chi soprattutto insomma mette in atto comportamenti a dir poco maleducati, e quindi non possiamo che ovviamente essere d'accordo con lui. E soprattutto dice: la sicurezza qui è diventata un miraggio, per cui riporta il tema della sicurezza che praticamente riguarda tutti quanti noi, e quindi insomma polemiche veramente molto molto sterili. Per quanto riguarda invece altro commento di sentenze che ci lasciano davvero senza parole, l'anziano ucciso dal badante cingalese, soltanto 21 anni la condanna appunto a colui che ha ucciso questo povero uomo 94enne. Si tratta del signor Nicolò Caronia, ex poliziotto. Aveva assunto questo badante da soli 2 giorni. Insomma, l'episodio veramente lascia senza parole, Sammy, oltre alla sentenza come detto poc'anzi. Il signor Nicolò aveva gentilmente chiesto appunto al badante che gli preparasse un caffè. Il badante, oltretutto ubriaco, perché poi avevano ritrovato anche bottiglie vuote nel suo zaino, decide di inveire contro l'anziano, lo picchia in maniera estremamente violenta,
grazie a Dio riesce ad intervenire, ma in un secondo momento il figlio, insomma soccorrono l'anziano che dopo 2 mesi di ricoveri ricorrenti purtroppo perde la vita nell'agosto del 2024. In settimana, martedì, è arrivata la sentenza e i giudici cosa hanno deciso? Condannano Nahuela Kevinda a 21 anni di reclusione per omicidio volontario e insomma giustamente anche i familiari del signor Nicolò dicono non ci sembra assolutamente una sentenza giusta, nessuno potrà mai riportare in vita nostro padre, ma 21 anni davvero di fronte all'uccisione volontaria con l'aggravante insomma che si trattasse anche di un signore anziano e assolutamente indifeso, è qualcosa che non possiamo assolutamente accettare. Insomma c'è tantissimo da fare nel nostro paese e speriamo che ci sia anche da parte di chi effettivamente ha potere, voce in capitolo, la volontà insomma di migliorare le cose, perché davvero molto spesso noi comuni cittadini di fronte a questi episodi ci sentiamo veramente molto impotenti, ma continuiamo a far sentire la nostra voce. Minimo, è il motivo per cui noi esistiamo, mettervi sul tavolo quelle che sono le problematiche raccontate in questo caso da Chiara Soldani, ma anche attraverso i vostri messaggi. Tra poco ve li leggerò, arrivati al 340 6709 659, e fare da importante collettore con quella che speriamo sia ancora la buona politica. Poi chiaro, con Chiara Soldani, lei la trovate facilmente sul sito leggifuoco.it, scrive su questo sito e il cartaceo si chiama Fuoco, lo potete trovare anche in edicola. Chiara Soldani, come di consueto, grazie per queste informazioni, per questi aggiornamenti da mettere lì in bella mostra sul tavolo e da approfondire. Ci risentiamo la prossima settimana. Grazie infinite a te Sammy, un abbraccio a te e a tutti. Grazie ancora, buon weekend. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane certificate all'origine, estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittate l'efficace disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Scusami però, è ora di andar via. C'è lui che aspetta a casa tua. Guida piano e poi, quando rientrerai, fammi uno squillo se potrai. Sento il profumo ancora addosso, resto nel letto ancora qui. Lacrime e paure mi portano lontano, dove non mi ritrovo più. È un amore
amore senza amore, questa pelle sopra il cuore, una fiamma e la passione, e la nuvola nel mare, questo amore senza amore, è tempesta che mi assale e ogni volta fa del male. Che donna sei quando mi vuoi, se fai l'amore insieme a me, ti rivesti e poi ritorni da lui. È colpa mia, è una pazzia, perché un amore senza amore è per te, ma non per me. La buonanotte arriva sul mio telefonino, il fumo è il mio migliore amico. La notte dorme già e la mia mente va, e so che l'alba aspetterà. È un amore senza amore, questa pelle sopra il cuore, una fiamma e la passione, e la nuvola nel mare, questo amore senza amore, è tempesta che mi assale e ogni volta fa del male. Che donna sei quando mi vuoi, se fai l'amore insieme a me, ti rivesti e poi ritorni da lui. È colpa mia, è una pazzia, perché un amore senza amore è per te, ma non per me. È colpa mia, è una pazzia, perché un amore senza amore è per te, ma non per me. Canta, pure il regista canta questa canzoncina, vedete l'orecchiabilità della bella musica italiana, quella è nuova, nuovissima, ma che ci riporta indietro nel tempo alle belle sonorità, quelle che si riuscivano a canticchiare dopo pochi minuti. Signori, la nuova canzone di Valentino Prato è Amore senza amore e lo abbiamo con noi. Valentino, ciao! Ciao Sammy, ciao ragazzi, che bello ritornare con voi. Buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori e sono veramente felice stamattina, dai, che bello. Che Ci bello. sta, finire la mattinata, ho letto e riletto pagine e pagine di rassegna stampa con sempre notizie, diciamo, frizzanti, per dire un'eresia, e adesso per fortuna c'è la bella musica di Valentino Prato, questo pezzo, Valentino, che davvero, io che faccio radio dalla fine degli anni 70, ero proprio un bambinetto, mi riporta alla vera musica italiana, è quella che i grandicelli appunto si ricordano e che adesso è quasi impossibile ritrovare, ti immagini, tra poco E noi la inizia... portiamo su Radio Libertà grazie a voi, grazie allo spazio che ci date, a me e ai miei colleghi. Quindi Vero. è bellissimo, non dobbiamo dimenticare che noi veniamo dal melodramma e quindi la melodia ci appartiene È tanto quello. nel nostro sangue italiano, quindi esportiamo la nostra musica italiana nel mondo perché noi siamo capostipiti della cultura e della buona musica, quindi dobbiamo fare il contrario, non importare, esportare la nostra musica italiana, perché l'Italia
per quanto riguarda l'arte, la musica e l'arte in genere è capostipite, non è secondo a nessuno. È quello, non Quindi- dobbiamo piegarci a queste mode e dicevo, tra poco comincia pure il Festival di Sanremo e io mi metto le mani nei capelli che non ho chissà che cosa ci imporranno. Nemmeno io. Appunto, appunto. Che non abbiamo. Esatto. Però è bello comunque nonostante tutto, sai, Sammy, tu mi insegni, è bello portare avanti comunque quello che si è. Io nella musica sono un cantautore pop italiano, quello verace, e lo porto avanti, quindi è importante crederci sempre, poi fin quando ci sono persone e strutture come Radio Libertà che ci danno l'opportunità nonostante la difficoltà, perché oggi fare musica, tu mi insegni, lo sai, è difficilissimo, vuoi l'avvento di internet, vuoi le major che hanno chiuso un po' le chiavette ovunque, vuoi tante situazioni sotto che non sto qui a parlare, a elencare, ma è importante che la cosa di internet bella che ci ha dato l'opportunità di creare le proprie pagine, creare i propri spazi per fare la propria musica e quello che si è. Io sono felice di portare avanti quello che faccio nel mio piccolissimo, io non guardo gli altri, io porto avanti la mia verve, quindi credo in quello che faccio, lo faccio da tantissimi anni, sono una persona che ha studiato musica, che si è fatta una gavetta e che la fa ancora, perché io non mi sento mai arrivato, anzi sarebbe da ignorante sentirsi arrivato, quindi importante è quello che consiglio ai giovani, che ormai il consiglio va all'aria, però io lo dico sempre, fare prima sacrifici, avere porte sbattute in faccia nella vita è importante, serve. Tutto facile poi finisce e poi addirittura ci si può sentire male psicologicamente, ci si può andare dallo psichiatra poi dopo e non va bene, quindi è meglio fare gavetta, è meglio fare i sacrifici che poi dopo tutto torna. Parole sante che i nostri ascoltatori ben conoscono perché le ripetiamo spesso e volentieri e io mi onoro di avere ospiti come te che le riportano. Grazie. Fatto sta che il Valentino Prato, signori, è umile, lui fa finta di niente, ma è seguitissimo da Secondigliano, Napoli, dalla Campania, ma dall'Italia intera, anche perché sei definito come un sognatore perenne, un autore innamorato dell'amore universale e questo amore lo trasmetti nei tuoi pezzi e il consiglio che io vorrei dare agli ascoltatori è proprio questo: createvi una playlist, adesso sta di moda questa cosa, no? Cioè vi fate la vostra programmazione sul telefonino attraverso YouTube o i vari store e scegliete voi le canzoni che volete ascoltare, inserendo proprio questi piccoli tesori indipendenti che, adesso io voglio essere esagerato, difficilmente Radio Italia o Radio DJ o RTL manderanno in onda. A volte lo fanno, ma è difficile beccarle, capisci? Molto difficile. Fatevi la vostra programmazione, ascoltatori. È vero. Ma anche il fatto proprio del genere musicale, Sammy, io sono d'accordo che oggi siamo nel 2026 che è iniziato da poco, sono d'accordo che c'è il rap, ci sono tutti questi nuovi stili musicali, per l'amor di Dio, io non sono contrario, però esiste anche ancora quelli che fanno la musica che faccio io, esiste anche quello, quindi cerchiamo ancora di non dimenticare. Io quando ero ragazzino, come questi ragazzini che oggi ascoltano, io ascoltavo anche le canzoni anni 60, io quando avevo 20 anni, di 16 anni, negli anni fine anni 80, io non discriminavo, ascoltavo per cultura personale, ascoltavo anche la musica anni 60 che per quell'epoca era vecchia, ma per me no, perché a me mi hanno insegnato, io vengo dagli Anoni del Sole, da quella gente lì che mi ha insegnato, io ho ascoltato i Pooh, ho ascoltato tutta quella roba che per me era vecchia per l'età che tenevo io, però no, io l'ascoltavo per cultura, è quello che io voglio dire ai giovani, voi seguite quello a chi volete seguire, la roba anche d'oggi, però per cultura vostra personale andate pure ad ascoltare qualcosa degli anni 90, 80, che roba che comunque è come me quando avevo 20 anni, quindi questo i ragazzi devono capire, che per cultura personale non ghettizzarsi soltanto sul genere che piace, che poi si diventa anche un po' bravi a rispondere, se qualcuno fa qualche domanda della musica, a rispondere
per cultura personale, quindi dopo ti rimane anche una preparazione, non soltanto un fatto di ascoltare per curiosità. Tutto qui. Vero, 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 parole sante. Valentino Prato, signori, facilmente lo trovate su internet scrivendo appunto Valentino Prato. E cosa bolle in pentola? Solita domanda, ma si sa, si preparano sempre cose, è vero? Sì, io sono contento perché innanzitutto questo video di Amore senza amore sta a quasi 50.000 su YouTube, io sono veramente felice. La prima volta che l'ho messo sul Weibo, che è una piattaforma importante video, ti devo dire la verità, non me l'aspettavo, siamo in un mese e siamo quasi a 50.000. Per un cantautore non famoso come me, che fa dei sacrifici e fa musica veramente col cuore e con l'anima, per me è una grande vittoria. Un indipendente come me, che non ha una major alle spalle, per me è tanto questo. Quindi, è merito tuo che sei bello, diciamolo chiaramente, dai, insomma. Sono felice, grazie. I social, Valentino Prato su Facebook, su Instagram, su TikTok adesso anche, YouTube, e poi su tutti i digital store c'è la mia musica, quindi per chi vuole ascoltare la mia musica e ti fa piacere, sono ancora più contento e felice. E anche io, anche perché, ripeto, con Valentino Prato... Ti volevo ringraziare perché sei sempre molto gentile e caro. Ogni volta che esce un mio singolo ci sentiamo, visto che noi siamo anche amici nel nostro piccolo, ci sentiamo e sono contento che tu sei sempre a disposizione, e quindi ti ringrazio in diretta di cuore per tutto quello che fai per me. Ah, guarda, ci mancherebbe, te l'ho detto, la qualità va assolutamente pompata, poi quando appunto si stabilisce un rapporto di amicizia ancora di più, e ci ritroviamo anche dal punto di vista musicale, perché le influenze anni 70-80 dalle mie parti sono amatissime, sono un fricchettone anch'io. E quindi, Valentino, mi raccomando, come sempre l'invito è valido, se passi da Milano ricordati, quando fai il giro delle radio passa anche da noi. Assolutamente sì. Sono felice e contento la prima cosa che farò quando vengo lì, ti chiamo e mi vengo a fare un giro da te. Volentierissimo. Ancora buon anno, a prestissimo. Valentino Prato. Grazie a tutti, grazie, buona giornata e buon anno. Ciao Sammy, grazie. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti i radioascoltatori, sono Mauro e volevo dire due semplici parole sui Sinti, Rom e Giustrai, che grosso modo costituiscono, per quante differenze abbiano, un nucleo comune. È gente che la maggior parte delle volte fa fatica a integrarsi e vive secondo leggi personali e morali, quindi che hanno una grossa differenza col nostro sistema morale, giuridico e costituzionale, per cui io non li voglio in Italia, vorrei tutti quanti cacciati via. So che non hanno uno Stato e quindi sono l'unico popolo che non ha mai fatto una guerra contro nessuno, però in mancanza di integrazione non possono stare nel nostro paese e comportarsi come si comportano, altrimenti ci vuole veramente il pugno duro per proteggerli. Non era chiarissima la telefonata, ma abbiamo capito il succo di queste chiamate, di questi messaggi. Ragazzi, ancora una volta l'ho combinata grossa conducendo la rassegna stampa. Vi capisco, l'arrabbiatura c'è, ma su tante situazioni. Vabbè, poi se mi fai vedere questa, Pietro, fammela vedere questa spilletta, storica spilletta Lega Nord, con simboli lontani, ma il guerriero è sempre qua. Questa spilla vale 1 miliardo, viene dal Po, ci scrive Pietro. C'eravamo tutti lì. Io avevo un'altra fidanzata ai tempi, però c'ero anch'io, naturalmente. Chi cerca di parlare male di Vannacci è solo invidioso. Il generale è uno dei nostri ed è un ottimo generale del Carroccio. Ma chiaro, è logico che io vi ho letto Repubblica, il Corriere e tutti retroscena sono catalogati così solo perché c'è l'invidia di una Lega, guarda caso, che sta anche guadagnando voti perché porta soprattutto quelle che sono le vostre istanze, le fa arrivare in aula
e questi signori che non hanno votato, che si sono astenuti o che non erano in aula, fanno anche i vostri portavoce di un dissenso che ci deve pur essere. Sto trasmettendo i vostri messaggi al 340 67 09 659. Se la sinistra parla male della destra, significa che stiamo dalla parte giusta. Andare avanti, la gente è con noi. Sammy, ma Radio 3 è cambiato il direttore, adesso c'è una signora vicino alla Meloni, ci vuole un po' di tempo, ma anche questa rete di sinistra sarà riorientata nella giusta direzione. Ma dai, tu ci credi? Ma per favore, ma per piacere, si vede che non se ne sono accorti. Castiglione, Venegono, Binago, il triangolo della droga da tanti anni, e insomma basta, giusto reagire, visto che le autorità hanno tentato di fare ma non è stato sufficiente. Carmen, sì, ho proposto questa mattina questa domandina tra le tante, visto che si iniziano a minacciare gli spacciatori di droga. Ci sono cartelli nella zona che abbiamo citato con scritto attenti spusher, attenti spacciatori. È giusto minacciare gli spacciatori di droga, che non vuol dire farsi giustizia, attenzione, non giustizia da sé, però cominciamo veramente ad incazzarci. Se la magistratura ostacola il governo Forza Italia, no scusami, il governo di destra protetta da Mattarella, la magistratura, noi dobbiamo solo votare Lega più forte, altro che non votare e far vincere il nemico sinistro. Caro Silvio, stiamo qua per cercare di spiegare che bisogna ritornare a votare. Io dico qualunque cosa, l'importante è votare. È duro il lavoro, ma hanno preso i migliori. Eccomi qua. Teniamo conto che il welfare va a sostenere in maniera importante le famiglie di stranieri, e anche su questo ricongiungimenti familiari. In questo pacchetto esplosivo, aggiungo, oggi ce l'ho con i petardi, c'è anche questo, e ti immagini la sinistra subito dice anche anticostituzionale, queste cose non si fanno. O c'è anche Andrea Lombardi, un nostro amico che abbiamo intervistato con Giulio Cainarca qualche mese fa, su Instagram commenta quello che è successo dietro casa mia in provincia di Varese. Sul cursore sentiamo che cosa dice Lombardi. Jonathan Rivolta, vittima di una rapina, si è difeso uccidendo il malvivente e adesso si trova al centro di una bufera mediatica. La vittima di questa storia è Jonathan Rivolta e la sua famiglia, che sono stati vittima di una tentata rapina e poi vittima la seconda volta di un circo mediatico di maiali e amici dei criminali che nel tentativo di attaccarli sul piano morale li colpiscono usando i giornali e l'informazione come clava. La storia la conoscete tutti: il 33enne ricercatore era a casa, sono arrivati dei ladri, sono entrati in casa, lui li ha scoperti, ne è nata una colluttazione durante la quale ha sferrato delle coltellate e uno di questi tre, abbandonato davanti all'ospedale dai suoi compari, pensate un po' che solidarietà criminale, alla fine ci lascia le penne. Siccome il povero Jonathan è un italiano, di lui si sa tutto. È appassionato di arti marziali, ha anche un sacco da box sul terrazzo. Addirittura i giornali pubblicano, e non sto scherzando, il suo indirizzo di casa con tanto di numero civico. E per quale ragione? Forse vogliono favorire qualche squadraccia di punizione che vada a vendicare il morto? Chiaramente se lui fosse stato uno straniero non si sarebbe potuto parlare neanche della sua cittadinanza, figuriamoci pubblicare anche dove abita. In seguito alla morte del ladro però è successa anche un'altra cosa. 200 persone, tutti compari del rom rimasto ucciso durante il suo lavoro, si sono presentati all'ospedale di Magenta e hanno anche fatto dei danni. Ora le domande sono le seguenti: queste persone sono state indagate e denunciate? Visto che sappiamo che il morto aveva dei figli, perché per cercare di impietosirci i giornali hanno scritto che la coltellata è arrivata sotto il tatuaggio con il nome dei figli, si è aperto un procedimento magari da parte degli assistenti sociali su questi figli? Cioè si sta facendo la stessa cosa che è stata fatta con la famiglia nel
bosco? Ci chiediamo come i figli di un delinquente stiano vivendo e da chi vengano educati? Non risulta da nessuna pagina di giornale. Tutta l'attenzione è per il povero Jonathan e la sua famiglia, ma anche per tutta la comunità di quel paese. Si tenta di far passare questi ovviamente come i fascisti, non si può dire in questo caso ignoranti, perché Jonathan ha 2 lauree e un dottorato. La verità, cari amici, è che anche se la stampa fa quadrato nel tentare di difendere i criminali, innanzitutto Jonathan non è indagato e soprattutto gli italiani di voi si sono rotti il cazzo. Di voi e di quelli che difendete, cioè i criminali. Questa mattina vicino a Milano un 70enne è stato trovato accoltellato morto e un 21enne straniero è stato fermato. Guardate che ora gli italiani inizieranno a reagire. Abbandonati a loro stessi, alla fine prevarrà lo spirito di sopravvivenza, con buona pace dei giornalisti e degli amici dei ladri. Buon caffè, cercatemi su YouTube e Spotify e iscrivetevi al canale. È cattivo, sicuramente, ma è bravo. Andrea Lombardi, lo abbiamo intervistato tempo fa su queste frequenze, il suo caffè amaro su Instagram, e anche una critica comunque indiretta al governo, perché comunque è lo Stato che deve proteggere i cittadini. E ora Lonato e Pozzolo, lo devo dire, lo posso dire, ci sono le ronde che girano, sappiatelo. Comune amministrato dalla Lega, questa è un'altra parentesi ulteriore, perché si ha paura che qualcuno si voglia vendicare, perché quei ladri erano sinti, camminanti. Adesso non voglio fare le differenze, c'è differenza, sì, ok, come ti pare a te, però questa gente è gente vendicativa, va bene? E ci facciamo le ronde, d'accordo? Se c'è bisogno ci vado anch'io a fare un girettino, assolutamente. Ci sono tanti giovani della Lega, un tempo si chiamavano giovani padani, che sono molto bravi a fare le ronde, le abbiamo inventate noi. Sto per andarmene, ma qualche appuntamento da non scordare ve lo leggo per voi che mi ascoltate in diretta. Domani, sabato 17 gennaio a Milano, via Osoppo Velasquez, dalle 10 alle 12.30, raccolta firme per la Carta della Lombardia e per incontrare chiaramente gli esponenti della Lega. Esponenti della Lega che non mancheranno assolutamente. È proprio quest'oggi, è venerdì 16 gennaio, c'è stato un sopralluogo a Milano presso gli stabili popolari di via Ernesto Rossi, civico dal 6 al 16, per verificare i cantieri, e c'è stato Matteo Salvini. Giulio Centemero questa sera sarà a Lecco, ore 21, presso il Lecco Hostel, corso Giacomo Matteotti 89A. Con lui il sottosegretario all'autonomia e Regione Lombardia, Mauro Piazza. Si parla di finanza alternativa. Gli appuntamenti targati Rega sul territorio per chi ci segue da Milano, anche la serata al punto Lega in via Vespri Siciliani 12 a Milano. Questa sera alle ore 21, serata organizzativa e di confronto tra militanti, sostenitori, simpatizzanti, semplici curiosi, per condividere segnalazioni, proposte, idee utili per migliorare la zona e soprattutto, ragazzi, per trovare, lo troviamo, un candidato sindaco per Milano. E sarebbe ora, secondo me, tirarlo fuori adesso, potremmo almeno farlo conoscere, eccetera. Ceriano Laghetto, martedì prossimo 24 febbraio, la cena della Lega per ricordare i 31 anni di Lega a Ceriano Laghetto, Monza Brianza, e soprattutto il grandissimo maestro Ciato. Domenica 25 gennaio invece si inaugura la nuova sezione della Lega di Cologno al Serio, Bergamo, e a 12:30 il pranzo Media Pianura Bergamasca a ristorante Cascina Betosca. Altro pranzo, anzi cena, che non dovete perdervi è quella di sabato 7 febbraio. Si cena a Grugliasco in provincia di Torino con la festa della bagna cauda. Signori, una cena che se non l'avete mai provata, la bagna cauda dovete farlo. Via Leonardo da Vinci 20, Grugliasco, Torino. Ci sarà anche Sammy Varin, lo staff di Radio Libertà, ma soprattutto prenotatela. 338 29 16 908, 338 29 16 908, festa della bagna cauda a Grugliasco, Torino, 7 febbraio, ore 20.
Appuntamenti da non scordare targati Lega li trovate sul sito legaonline.it, ma lo sapete, li trovate anche qui su Radio Libertà nelle trasmissioni di Sammy Varin, che però adesso cucù se ne va. Grazie a Simone in regia. È già arrivato Francesco Caprini di Rock Targato Italia, tra poco ve lo passo. Io ritorno, è una minaccia, non domani ma dopodomani domenica alle 12:30. Certo, il Magna Magna e il meglio o il peggio del Sammy Varin settimanale, e poi naturalmente lunedì alle 7:30. Avete ascoltato Potere al